Era scampato ad un agguato a dicembre Giuseppe Matina, 33enne imprenditore agricolo, assassinato nel tardo pomeriggio di ieri a Stefanaconi. L'uomo si trovava nel cortile della sua abitazione in Contrada Breve quando è stato raggiunto e ucciso da 9 colpi di pistola sparati da 2 persone in sella ad una moto. In passato era stato indagato per associazione mafiosa ma non aveva mai subito condanne. L'ipotesi che si sta valutando è che il movente dell'omicidio si colleghi ad una vendetta maturata negli ambienti della criminalità organizzata. Si è conclusa con esito positivo per gli stand calabresi la 32esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo dal 16 al 19 febbraio a Milano. Nello stand della Regione Calabria ampi spazi dedicati alle 5 province calabresi, in ogni padiglione un tavolo multimediale oltre al materiale cartaceo con le informazioni turistiche che maggiormente caratterizzano la regione. In primo piano anche i prodotti tipici calabresi, dalla cipolla rossa di Tropea al peperoncino fino al bergamotto, di cui la Calabria vanta l'esclusiva nella produzione. L'assessore regionale all'urbanistica della Calabria ha presentato la partecipazione dell'assessorato alla mostra multimediale sui centri storici calabresi che si farà a Torino il prossimo 23 febbraio. Piero Aiello, durante una conferenza stampa nella sede di Palazzo Alemanni a Catanzaro, ha incontrato i giornalisti per evidenziare l'importanza dell'iniziativa. L'intento dell'assessorato, oltre a quello di lasciare la mostra permanente in sede, è di esportarla nelle altre principali città italiane. Nel periodo di Carnevale sono tanti e soprattutto bambini a passeggiare per le strade delle città in maschera, colorando le vie di coriandoli e stelle filanti. Ma non tutti hanno la possibilità di vivere questa festa nel migliore dei modi. I volontari dell'Abbio di Crotone hanno organizzato oggi una festa in maschera nel reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio, un'occasione per regalare ai piccoli pazienti del reparto una gioia che possa allietare questa ricorrenza importante per i bambini, sempre con l'obiettivo di rendere il meno traumatica possibile la loro degenza in ospedale.